mentalmente, perché spesso parliamo di giovani, mi metto tra le parti di adulti, ho 40 anni, anche se mi sento ancora giovane, spesso parliamo di loro in maniera così, usando degli stereotipi che dalla mia esperienza, soprattutto nell'ambito del sociale negli ultimi anni, un po' alla volta li sto rimuovendo. Ma la società ha degli stereotipi, si parla di giovani quando si parla in negativo, in rapporto alle dipendenze, si parla dei giovani quando si parla come i giovani che salgono sul palcoscenico dell'effimero, di una presenza estetica, pensiamo ai vari concorsi della Maria De Filippi e quant'altro, pensiamo al grande fratello, il piccolo fratello di turno, pensiamo all'isola degli sfigati, dei famosi. Ecco, si parla di giovani di questo, non si parla mai dei giovani e di tanti giovani che invece vivono in maniera diversa, una vita forse in maniera più normale, ma che non fa notizia, e vivono in maniera discreta situazioni di responsabilità, che prima la parola è stata anche richiamata, come impegno civico, vivono una vita normale, lavorano, studiano, poi magari nel loro tempo libero magari non si danno allo sballo, non fanno i concorsi per l'isola dei famosi, non sparano cavolate per finire sulle prime pagine dei giornali e quindi avere come percorso per maggior successo magari nel mondo dello spettacolo, chissà o altrove, ma lavorano, ma magari il fine settimana lo passano assieme ad altri ragazzi meno fortunati. Ho trovato giovani che stanno fine settimana, lo passano ad accompagnare ragazzi con disabilità. Vengo adesso da un incontro in montagna dove c'erano dei giovani, qui vicino a 20 km sulla neve, che accompagnavano altri giovani disabili per passare una giornata sulla neve insieme.